Vincenzo Calì è il nome che circola in casa Acragas. Si tratta di un bomber da 12 reti segnate in Serie D lo scorso anno. Nei confronti del giocatore ci sarebbe l'ok dell'allenatore Lello di Napoli. Il giovane della provincia di Enna la scorsa stagione per poco non ha indossato la maglia biancoazzurra dopo essere stato preso in considerazione dalla società. Adesso potrebbe essere la volta buona sul fronte dei portieri, mentre Alessandro Vono ha firmato con il Livorno. Ad Agrigento si stanno valutando diverse ipotesi da parte del preparatore Leo Pellegrino e ci sarebbe già una prima figura ritenuta abbastanza valida, ma nulla si sa al momento sui nomi. L'intenzione della società, comunque, è quella di garantire la formazione di una squadra che sappia divertire i tifosi e mirare alla salvezza. D'altronde i presupposti ci sono proprio tutti per un campionato coinvolgente, malgrado le poche risorse disponibili. L'amministratore delegato Peppino Tirri di sicuro, contando sulla cessione di Zibert, non si lascerà sfuggire nulla per consegnare al nuovo allenatore una squadra degna dei colori biancoazzurri. Interessante intanto è l'iniziativa del direttore generale Nino Di Giacomo di avvicinare i giovani della provincia all'Acragas. Si è discusso anche di questo a Cammarata, dove si è tenuta una manifestazione sportiva che ha aperto le porte ad una possibile intesa con il cammaratese Vincenzo Manciapane.